Parliamo di Dodore Meloni adesso che rilancia l'obiettivo indipendenza alle prossime regionali con il movimento Meris per riproporre il referendum bocciato pochi mesi fa. Sentiamo Giacomo Serrelli. Non demorde anche dopo le recenti vicende giudiziarie culminate con l'arresto da parte della Guardia di Finanza. Il leader del partito indipendentista sardo rilancia il suo impegno politico e quel referendum sull'indipendenza dichiarato inammissibile dall'apposito ufficio regionale pochi mesi fa. L'idea di Dodore Meloni è allora quella di presentarsi alle elezioni regionali del 2014 con una nuova denominazione, Movimento Europeo Rinascita Sadra, per affermare, come suggerisce l'acronimo a effetto di Meris, che i sardi possono essere padroni in casa loro, capaci di autogovernarsi senza isolarsi, aprendosi invece all'Europa. Trasformiamo il parere consultivo in parere effettivo, e cioè forte, di espressione dei sardi, cioè i sardi col voto dato al Meris alle regionali del 2014 entra dentro il Consiglio regionale de Merisi, nós in Merisi, nós depois do Rai in Merisi in Sardegna. Su compito è questo, dopo inghizzo ai leaders ad ogni luogo presentai su movimento europeo Rinascita Sadra, questo è quello nostro, comandai e sora del Rai comandai in domo nostra. Per Meloni il pensiero indipendentista sardo è ormai preso modello in altre regioni e lo stesso Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, avrebbe rilevato recentemente che l'Europa sosterrà i processi di indipendenza auspicati dalle comunità che lo vorranno. Meris si propone come movimento trasversale, ma nell'isola resta però insoluto il superamento della parcellizzazione della galassia indipendentista. Gli indipendentisti secondo me dovrebbero essere già con noi, sono indipendentisti, per cui è una questione loro personale. Saranno poi cittadini, sardi, militanti o via di seguito che decideranno dove votare.